Non ce l'ha fatta Giulia Mauri, la 38enne travolta da un furgone in strada Ovest e scaraventata nel Botteniga si è spenta all'ospedale Cafoncello di Treviso. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile incidente, un destino crudele, una serie di coincidenze sfortunate hanno fatto sì che si trovasse proprio in quel punto di Viale della Repubblica, poco oltre l'incrocio con Via Pisa, nell'istante in cui il furgone fuori controllo l'ha travolta. Giulia stava andando a casa dei genitori in bici, ma era tornata indietro a prendere le chiavi che aveva dimenticato in ufficio e a casa di mamma e papà non è mai arrivata. Nella villetta di via Santa Bonavecchia i genitori sono chiusi nel dolore. Troppo grande quello che ci è capitato, dice la mamma prima di rientrare in casa, ed è l'intera comunità che si stringe a papà Renato e mamma Paola, che hanno perso la loro unica figlia, una ragazza stupenda, dicono tutti coloro che la conoscevano, laureata in lettere, lavorava in uno studio professionale in città, la sua grande passione era il karate, cintura nera, terzo dan, una passione coltivata nella palestra Renbukan, dove ha lasciato un vuoto incolmabile. Sotto l'aspetto tecnico era stupenda, ma sotto l'aspetto umano era eccezionale. Raramente ho visto persone come la Giulia. La Giulia ce la porteremo per sempre dentro, per il suo sorriso e per quello che riusciva a illuminare tutto attorno a sé. Era veramente una persona speciale. Ci mancherà tanto. Intanto continuano le indagini sul tragico schianto. Stamane i sommozzatori dei vigili del fuoco sono tornati sul Botteniga ed hanno recuperato la bici di Giulia. In procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La polizia locale sta portando avanti tutti gli accertamenti che potranno far chiarezza sulle cause della tragedia e sul perché il furgone abbia invaso fuori controllo la pista ciclabile. Tra le ipotesi quella che il 22enne autista abbia avuto un malore, ma non è esclusa la distrazione o il colpo di sonno, attesi anche gli esiti degli esami per capire se il giovane fosse alla guida dopo aver assunto alcolici o sostanze stupefacenti.